c'era una volta in un quartiere tanto lontano che si chiamava Il Pigno, sì, una ragazza sì, che abitava in casa di una sua tenutrice. ma che fiaba è? La tenutrice, Sì. una specie di sceca, Sì, la scemo. chiamavano a regina, perché aveva avuto un bastardo, Mamma mia. sapevano sentire la regina andò a quartiere. Vabbè, E c'aveva uno specchio sì. che ce l'aveva regalato Ecco. una zia Mavara di Barrafranca. Dunque, una zia Mavara di Barrafranca, E sì. lei tutte le mattine interrogava lo specchio e ci domandava: specchio, specchio delle mie brame, Sì. ma chi è la più bella di questo reame? Beh, certo. Che era quella la frase, no? Beh, certo, però per reame si intendeva il quartiere, chiaramente. Quello che era, no? Perché lei si sentiva la regina del quartiere. Regina del no? quartiere. Il motivo per cui era la regina del quartiere non lo vogliamo E sapere. allora lo specchio ci disse: automaticamente faranno quottia che faranno la verità a sto minuto, a sto momento diciamo che tu sei ancora una bellissima donna, Certo. va bene? Però faranno la verità in questo momento c'è una ragazza per bere che la sanno sentire Biancaneve e non ti spiego il motivo e alla fine del mondo. ma che cosa stai dicendo? Ci disse la regina allo specchio. Ma chi è questa Biancaneve? Chi è che sanno sentire Biancaneve? Guarda caso era proprio quella ragazza che si chiamava Nunzia, che viveva con lei e la sapevano sentire Biancaneve. Guarda caso! Muto, cosa sta dormicendo la bambina? Sì. Oh, Oh. un giorno, questa regina ci disse a Biancaneve: senti, strolica del piano, non è più cosa di stare qua, lo senti? Mi hanno detto che fai la strafallaria piedi e quindi te ne devi andare di questa casa. E così cacciò la povera Nunzia Biancaneve, così, nel bosco, nel boschetto della playa, la abbandonò con una lapa, con la complicità di suo cugino Ignazio. Anche lui ci mancherebbe. Poi chiamò un bombolaro Certo. e ci disse: vai nel bosco, prendi Biancaneve, uccidila e portami il suo cuore. Mamma mia. E bombolaro, come eravamo nel bosco e vista Biancaneve, che era una bella ragazza, Certo. disse: ma per davvero la devo uccidere? Biancaneve Nunzia. Biancaneve ci disse: vieni qua, vieni con me dietro le frasche. Il resto non te lo posso raccontare, Gioia, che sei piccola. Non lo racconti per Ma favore. diciamo che siamo puoi alla radio. immaginare. No, non lo immaginiamo affatto. Allora il bombolaro Sì. me la mette la musica che è finita. No, c'è Che- sempre. Che sono la bambina tutt'ombre. Beh, certo. Il bombolaro tornò dalla regina e ci disse: senti, cuore non ce n'era, ti ho portato un poco di fecoto. No, signore. Perché lui giustamente, non Certo. avendo ucciso Biancaneve, Mancherebbe. non poteva portare il cuore di Biancaneve. No. Ma un dalle chianghe gli cattavo un poco di fecoto, un poco di promone, un poco di rognone. Ci disse alla regina: questa sera perché Sì. non fai un poco di soffritto? Schifo, signore. Nel frattempo Biancaneve si era nascosta Sì. in una casetta picchi di notte nel bosco, non beh, poteva certo. pagare. È pericoloso. Anche perché c'era freddo. Ci mancherebbe. E c'erano malintenzionati. Beh, certo. E allora vide una casetta piccola, Non in Canada. proprio vicino a Pigno, Vicino a proprio Pigno. di fronte alle porte di Catania, Sì. vicino a Tabacchino, dopo di parrucchiere c'era una porticina piccola Sì. che si entrava. Sì. E c'erano 7 smart posteggiati davanti alla porta. Appena entrò, vide che c'erano 7 lettini piccoli. Certo. E poi c'erano intorno tante cose che le facevano capire che era una casa vissuta solo di uomini, abitata solo di gente maschia. Difatti c'era uno scaffale pieno di DVD pornografici, i poster di Selena e di Eva Enger. E allora Biancaneve Nunzia disse: ma dove sono capitata Che qua? disdetta! Ma che cos'è? Manco disse questa cosa. Sì. Ti venne una botta di sonno, incucchiavo 3 lettini di quelli piccoli Esatto. e si alluppiò. Insomma. Una volta alluppiata Sì. non sentiva manco le bombe. Beh, completamente. ci mancherebbe. Improvvisamente gli abitanti di quella casa si ricogliettero a casa. Beh, Ricogliettero, certo. si dice? Sì, la ricogliettero, Si ricogliettero a casa. Senta, per caso Erano quante... stati a fare una partita 7-7. Ah, ok. Facevano un campionato 7-7. 7-7? E diceva, scusi. Per caso cantichiamo una canzone tipo qualcosa del genere? Cantavano Ale Cataria. Ah, ho capito. A squadra Dove cori? piano piano perché era notte. Certo, ci Allora manca. qui ragazzi c'erano Con passo 7 fratelli. felpato, sì, 7 fratelli tutti nani. Sì. Ma 7. 7 fratelli nani che abitavano al Pigno. Erano i 7 nani del Pigno. Che io dico alla madre dei 7 nani. Ci mancherebbe. Dopo primo, secondo, terzo. Non ci... Non capisco che non ti venivano buone.
Dico, 7 andavo a fare per capire che non andavo a fare più. 7 figli nani. Signora, piano, la bimba si sveglia. E si chiamavano Picchio, lo levo, l'ammazzo, la chiappo, l'attacco. E l'ultimo Enzo. Allora aspetta, ricapitoliamo perché non ce l'ho chiaro questo concetto. Questi 7 fratelli nani del Pigno si chiamavano Picchio, la chiappo, lo levo, l'attacco, l'ammotto, l'ammocciolo e Enzo. Enzo. La picchialaucia, come si chiamano, scusi, quelli... Ci mancherebbe. Eolo, mammolo, pisolo, gongolo, come brondolo, cucciolo e dotto. Cioè, Enzo e a parte, capito? Ah, ho capito. È l'eccezione che conferma la regola. Dottolo, Enzo. Va bene. E allora come videro questa donna addormentata nei loro lettini dissero, minchia questa! Minchia qui! Perché questa bella ragazza? Beh, abbiamo trovato alcune fai servizio a casa. La svegliarono e ci dissero, ma chi sei? E lei disse, sono Biancaneve, non ho dovuto dormire, posso restare qui? E mentre si spogliavano i 7 nani dissero, come no? Hai voglia? Senti, fai una cosa, a come si mettono l'acqua sopra, cosa dobbiamo fare, guarda? E gli fecero fare la sguattera per una quindicina di onna. Poverina. Intanto, nella casa della regina... Cosa accadeva? La regina chiese ancora una volta al suo specchio, oh specchio, specchio delle mie brave, chi è la più bella di questo reame? E lo specchio rispose, automaticamente faranno cutia. Tu potresti essere la più bella. Sotto però non ci fossi, va bene? Una scelta Biancaneve, che se la fa al Pigno? ma come? Specchio, perché specchio sei? Ma che ci ha mandato il bombolaro? Disse la regina, che mi ha portato il cuore, il fegato, il primone, il rognone. Non ci mancherebbe. Ma allora non era il rognone di Biancaneve? Ma allora il bombolaro io un cornutello. E allora ci penso io. Si travestì, diventò una strega e cercò di rintracciare la casa dei 7 fratelli nani del Pigno. Finalmente la trovò e vide che c'era Biancaneve affacciata. Sì. Allora lei disse, ora la ammeleno. E cosa fece? Comprò una fetta di sangele nella quarara lì vicino e si appresentò da Biancaneve e gli disse, tu, giovinetta, ne hai mai tastato sangele come si deve? Di un certo livello. Onesta. Biancaneve disse, onesta. Ma veramente ho mangiato della buona matruzza, ho mangiato dell'ottimo acquarume, ma del sangile come si deve è da tempo che non ne tasto un po'. E allora te lo faccio tastare io, ci disse. Esatto. Sì. Vieni, ricriati lei angulara. Prego. Ricriati lei angulara, ci disse la strega. Sì. E così, appena Biancaneve assaggiò quel sangele, che ci venne una botta di acido. Vabbè, sì, alla Biancaneve i succhi gastrici direttamente in divino da frondi. Cioè cominciava a vedere tutta la faccia violata. Mamma mia, che impressione. Svenì. Era entrata in coma. No. Ma proprio di lì, in quel momento, arrivarono i 7 nani e dissero, e ora come facciamo per trovare l'auto che non fa i pulizie? E come facciamo ora? Soprattutto Enzo. Ci vuole un principe azzurro. Beh, certo. C'era lì vicino un principe azzurro che giusto stava passando con il suo cavallo bianco. Giusto. Al Pigno. Che culo. Al Pigno. Ci dissero, tu, principe azzurro, dove vai? Nel tuo reame? E il principe azzurro disse, no, c'hai una cussa, ma possiamo andare a cameriera. Ferma il tuo birruccino, gli dissero i 7 nani. E vieni a baciare a Biancaneve, chissà, Suddo si sveglia. Il principe azzurro quando Biancaneve disse, io mi sono con a me piacciono i trans. E se ne andò. Ma che tipo è? E Biancaneve rimase in coma e i 7 nani vissero infelici e scontenti. Mamma mia signora, ma che fiaba ha raccontato? Ma che fiaba sta raccontando? La bambina, sente come è rossa la bambina, eh? Signora, la rossa come Ignazio. È pazzesca questa cosa, mi creda, signora, è pazzesca questa cosa. È pazzesca. Che si è addormentata, la metto lì. Beh, comunque, il fine giustifica il mezzo, la metta a letto, signora. La metta a letto. A risentirla, signora, tante cose e non racconti più fiabe del genere alla piccola Sofia, per favore.